Come Comune di Vicenza, grazie anche alla collaborazione dei comuni contermini, Comune di Caldogno, Comune di Creazzo, Comune di Torri di Quartesolo, stiamo portando avanti altre progettualità per nuove piste ciclabili, delle vere e proprie autostrade e delle bici che porteranno le bici dalla periferia fino al centro città. Investimenti importanti che servono al futuro della città e servono anche e soprattutto per una mobilità sostenibile. La rete delle piste ciclabili in provincia di Vicenza è in costante aumento. Negli ultimi 5 anni addirittura si è assistito ad un aumento esponenziale del numero di progetti e di opere realizzate. Ultimo in ordine di tempo il progetto del tracciato che collega la Riviera Berica con Torri di Quartesolo. È il primo tratto del percorso PIAR che raggruppa 6 comuni, uno anche della provincia di Padova, un anello che intercetta anche la Treviso-Ostiglia. 200.000 euro il finanziamento per la progettazione messo in campo dalla provincia. Un importante progetto, grazie al contributo della provincia, realizziamo un tratto ciclopedonale che correrà sull'argine dell'Astichello, si staccherà all'altezza di Businello, passa sotto l'autostrada e riesce nel comune di Torri di Quartesolo, dove poi proseguirà con le ciclabili di Torri di Quartesolo. La provincia sta da anni investendo molto sul cicloturismo, noi vogliamo naturalmente proseguire in questa direzione, siamo la Casa dei Comuni e sta lavorando su una rete di ciclovie su tutta la provincia con investimenti importanti. Certamente spinge di più sulle due ruote, a mio parere anche non solo le due ruote ma anche quei spostamenti fra paese e paese, perché vedo che la frequentazione è oltre l'80% a piedi, per cui è una ciclovia, ma le ciclovie vengono utilizzate molto in loco. Il circuito ancora nazionale o partiamo pure dal sovracomunale, sovraprovinciale, secondo me deve essere ancora perfezionato con questo tipo di intervento.